Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, 10 febbraio 2021, notizie dalla carta stampata, dal web, notizie dell'ultima ora per questa rassegna stampa. Da Made in Polesine, una strada per Norma Cossetto. Ricordando che oggi è il 10 febbraio, giorno del ricordo, il Consiglio Comunale di Adria trova l'unità sulle iniziative dedicate al ricordo della studentessa infoibata. Chi era Norma Cossetto? Era una studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani. Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto del 9 febbraio, efficace appunto da oggi, dalle ore 15 alle ore 18 è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande con consumazioni da seduti, sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili. Ancora divieti nei bar, dice appunto anche il Gazzettino, e quindi scatta la rivolta dei baristi. Dalla voce di Rovigo, sicurezza, furti in casa con danni pesanti e gente in casa. Rabbia a Fasana, che è una frazione di Adria, episodi simili si sarebbero afficati pure a Loreo. Ladri di nuovo in azione soprattutto nelle frazioni dove le abitazioni sono più isolate e la popolazione è in larga parte anziana. Capitaneria di Porto, sequestrati 2 quintali di pesce, impossibile definire la provenienza. Sanzioni da 4.500 euro tra mercato ittico all'ingrosso di Chioggia e Donada, oltre a 2 grossisti presenti nel Polesine. La totalità delle violazioni accertate hanno riguardato la mancata tracciabilità dei prodotti ittici ispezionati, in quanto non è stato possibile risalire alla loro provenienza. Viabilità a Rovigo, Nutrie, via Spola si restringe, senza unico alternato all'altezza del numero civico 5 per il traffico. I roditori, appunto le Nutrie, hanno eroso l'argine facendo cedere la banchina stradale. Taglio di Po, agricoltura, 42 aziende hanno richiesto contributi per oltre 1 milione. Sono infatti 42 le imprese agricole che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del bando pubblico che scadeva appunto il 1 febbraio. Rosolina, comune, accordo varato con la regione. Lo IAT sarà attivo nei prossimi 3 anni. Approvato l'accordo di collaborazione con la regione per la gestione delle attività di informazioni ed accoglienza turistica. L'accordo con la regione prevede che il comune gestisca l'ufficio IAT, anche se poi la gestione operativa è affidata a un soggetto terzo. Portotolle, Busa di Scirocco, scogliera rinforzata. Approvato dalla Giunta Pizzoli il progetto esecutivo dell'intervento da 300.000 euro per lo sbocco al mare. Si punta a mantenere l'equilibrio nella sacca del Canarin tra l'entrata di acqua salata e le acque dolci del fiume. Rovigo, torri illuminate di giallo Amnesty fino al 21 febbraio per la campagna Liberate Zaki. Patri Zaki libero. Questa maratona musicale di 12 ore organizzata appunto da Voci per la Libertà è stata decisamente un successo. Covid, geriatria, morte 2 contagiate. Infuria la polemica sul reparto dove 1/3 degli infermieri e 2/3 degli operatori sanitari hanno rifiutato il vaccino. Salgono a 5 gli operatori risultati positivi al Covid-19, tra quelli che hanno scelto di non sottoporsi alla profilassi. Compostella, forse ci troviamo di fronte a un ceppo virale di alta contagiosità, chiesta la tipizzazione. Sport, Rally Adria Show pronto ad accendere i motori. All'International Raceway 124 gli equipaggi iscritti per la gara in programma da venerdì a domenica. 70 km di prove speciali, tra i piloti di casa correranno Eros Finotti, Gabriele Sarto e Michele Mancin. E per oggi è tutto, grazie come sempre di ascoltarci, di vederci, di seguirci e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!